Sabato 11 maggio a Sesti Levante, sempre nel pomeriggio, con partenza da Piazza Lavoratori dell'Affitta alle 2:30 e altri due appuntamenti al Parco Mandela e alla Biblioteca di Riva. Domenica 12 maggio invece di mattina, come consuetudine ormai da alcuni anni, saremo a Rapallo alle 9:45 al chiosco della musica sul lungomare e concluderemo al Parco di Villa Tigullio. Verrà invece recuperata domenica 19 maggio la biciclettata che avrebbe dovuto svolgersi il 5 di maggio tra Chiavari e Lavagna. Partiremo da Piazza San Pier di Cane alle 14:30, o perlomeno lì è l'appuntamento, poi partiamo alle 15, il secondo ritrovo per chi vuol fare un percorso più breve in Piazza Roma e poi tutti quanti insieme ci dirigeremo al Parco del Tigullio di Lavagna per la conclusione e la merenda. Tutti sono invitati a partecipare a questa pedalata. Tutti sono invitati, abbiamo diffuso il programma nelle scuole, ma naturalmente l'invito è rivolto a tutti. Ricordo che l'iniziativa è a settima volta nel Tigullio, 20ª come avete detto a livello nazionale. Lo scopo è quello di ricordare ai cittadini e alle amministrazioni che le strade sono di tutti e anche dei più piccini, quali futuri nostri cittadini, e quindi è opportuno ricordarci di loro. C'è stata una raccolta di firme per le gallerie di Sant'Anna, l'amministrazione di Lavagna era mancante in questi anni, c'è un appello anche adesso ai candidati sindaco di questo comune. Sì, esatto, ricordo che avevamo nel 2017 raccolto 3.400 firme, che sono un buon numero sicuramente, e non solo le firme, ma anche cittadini ci hanno più volte testimoniato, esercenti, che sicuramente un intervento per rendere ciclabile e sicuro il percorso da Lentella alle gallerie sarebbe opportuno. Vedo che i candidati sindaci di Lavagna il tema della ciclabilità lo hanno ben presente e quindi ho invitato tutti quanti a pedalare con noi.